Biennale d'arte contemporanea in Veneto, siamo a Fratta Polesine, precisamente a Villa Badoer. 150 opere per 70 artisti che hanno esposto qua per 4 personali e 2 collettive. Grazie a chi? A Gianmarco Puntelli, direttore artistico, e Art Project di Claudio Biondani. Sono con Doriano Tosarelli, un pittore stravagante, un pittore che dipinge fin dalla tenera età. La sua prima esposizione è degli anni 80, avviene a Rovigo, e da lì parte la sua carriera che dura ancora oggi. Ha esposto in tantissimi posti del mondo, in tantissime città, le sue opere le possiamo ammirare in tantissimi luoghi e ha vinto almeno 500 premi. Cosa vuole trasmetterci con la sua arte? Ma credo che io voglio trasmettere un simbolo, un qualcosa che resti nel tempo. Quando noi non ci saremo più, lasceremo i nostri segni, i nostri voglia di vivere attraverso i colori, attraverso queste forme di colore oppure di poesia, perché anche l'arte è poesia, perché il pennello disegna poesia, oltre all'immagine. Cosa è per lei dipingere dunque? Per me è creare la vita e sognare, risognare ciò che abbiamo visto magari da ragazzi, vedevamo un paesaggio, poi siamo passati di corsa, ci siamo dimenticati di quella cosa e adesso riproporla attraverso queste immagini. Tosarelli nasce come pittore paesaggista, poi a un certo punto si dedica alla pittura naif e oggi come si può definire? Oggi sono un pittore, come vedi, che cerca di elaborare il paesaggio, cioè il paesaggio trasognato, lasciare nella spazio dentro nella nostra mente un qualcosa di strano. A volte vediamo un paesaggio magari sul tramonto che è tutto rosso, a volte lo vediamo di mattina che magari può essere un altro colore al sorgere del sole, però io i colori li abbino a secondo del momento che mi viene in mente, cioè di quello che sento dentro poesie, quelle cose lì, insomma, che tutti abbiamo dei minuti o nelle fasi del tempo possiamo anche trovare un po' di pace e di serenità. Tosarelli dipinge paesaggi del cuore che apprende dalla vita reale e li trasfigura attraverso il colore e i raggi della luce. Ecco, i suoi quadri sono attraversati da raggi di luce che fanno cambiare le tonalità del colore e i diversi colori. La sua pittura nel tempo è cambiata? Beh, cambiano i paesaggi, cambiano i sogni, con l'età cambiamo anche noi nel modo di vedere le cose, a volte le vediamo da giovani, adesso che siamo un po' meno giovani le vediamo un po' più diversamente, magari portiamo dentro tanta poesia in queste cose che facciamo, anche nei paesaggi, specialmente della zona dell'Umbria, quei paesaggi arrampicati sopra le colline che di solito non ci facciamo caso, ma quando entri trovi tanta storia all'interno. Così voglio rappresentare i quadri, con tanta storia e tanto colore. I suoi quadri così italiani, con questi paesaggi così italiani caratteristici, sono molto apprezzati all'estero. È vero che riesce a vendere, ad avere quadri suoi diffusamente? Sì, molti quadri sono andati a finire nelle gallerie, sia nello stato del Maine negli Stati Uniti, sia qua in Europa, in Belgio, Danimarca, molti sono conosciuti in Austria, in Francia. Ecco. Grazie anche alle gallerie che si sono occupate delle mie opere, che hanno fatto conoscere e divulgare la mia arte. Quindi Tosarelli porta all'estero, porta a conoscere fuori dall'Italia i paesaggi dell'Italia. Qui alle nostre spalle invece abbiamo un quadro realizzato appositamente per questa Biennale d'arte contemporanea. Che cosa rappresenta? Il quadro che abbiamo qui di fianco rappresenta proprio le fasi principali del nostro piccolo borgo di Fratta Polesine. Sono raggruppate delle ville, Villa Vezzò, Villa Molin, la parte della chiesa, la campagna che va verso San Bellino.
Sono tutte piccole immagini, sono delle cartoline raffigurate messe tutte assieme, come quando noi mettiamo su un tavolo, cerchiamo di mettere ordine nella nostra confusione di cartoline o di giornali, e sono tutte messe lì. E tu guardi e ti ricordi, ah, questo l'avevo visto, questo mi ricordo, e questo è il quadro che ho dedicato a Fratta. Questo è dedicato a Fratta, mentre l'altro è dedicato a un paese della Toscana e dell'Umbria. È più importante l'estetica o il messaggio? Penso che sia importante, ecco, il messaggio, perché io voglio rappresentare il paesaggio silenzioso, il paesaggio poetico, attraverso il colore. Si sente compreso per la sua arte? Sì, vedo che ho molta soddisfazione perché vedo che continuo a vincere concorsi, vuol dire che è ben rappresentata la mia pittura, quindi sono soddisfatto per quel poco che faccio, ecco. Ci sono critiche che ha ricevuto che l'hanno incuriosito, che gli hanno destato o hanno fatto cambiare qualcosa nel suo modo di esprimersi? Vedo che quando uno viene da me e prende un quadro, l'anno dopo ritorno, oppure anche ieri ho avuto delle persone che sono venute qua, si sono interessate alla mia arte e hanno già comprato nel tempo passato quadri e ne rivogliono degli altri, quindi la soddisfazione c'è. Non ho mai avuto uno che mi abbia detto no, il tuo quadro non mi piace più, l'ho messo in cantina. No, tutti sono soddisfatti e ne vogliono degli altri. Alla Biennale d'Arte Contemporanea in Veneto di Villa Badoer fino al 28 ottobre possiamo ammirare anche i quadri di Doriano Tosarelli. Grazie a Doriano Tosarelli. Grazie a voi e grazie anche al Puntelli e al dottor Biondani che ha dato questa opportunità a Fratta con questa mostra, splendida mostra.